Direttore, Smartfit K ha oltre 26 stabilimenti in tutta Italia, però ogni stabilimento è un mondo a sé. Che mondo è quello di Susegana? Susegana è uno stabilimento che è da più di 60 anni nel mercato, storico della zona, ha passato poi attraverso varie proprietà, quindi dal circa 20 anni, quindi da dopo il 2000, è entrato nel gruppo Smartfit K e quindi diciamo che negli ultimi 24 anni è uno degli stabilimenti dimensionalmente più importanti del gruppo in Italia. Se vuole un piccolo excursus su quello che è un po' il Veneto, noi abbiamo 6 stabilimenti in Veneto, partiamo Susegana è lo stabilimento più ad est, andiamo più ad ovest è Pastrengo, siamo presenti a Terzi d'Arzignano, siamo presenti nella zona di Bassano con 3 stabilimenti, 2 che producono fogli di cartone e uno che produce scatole e poi quello diciamo più a sud del Veneto ce l'abbiamo a Rovigo. Quindi E la peculiarità di Susegana, qui che tipo di produzione si noi qui concentra? riusciamo a produrre tutte le scatole che sono richieste nel mercato, fondamentalmente, quindi dalle scatole piccole, molto piccole, alle scatole molto grandi. È sempre stata la peculiarità dello stabilimento. Abbiamo fatto anche negli ultimi anni un paio di investimenti di circa 9-10 milioni di euro sulle linee di produzione che ci permettono oggi di servire sia i clienti di grandi dimensioni, sia i clienti di piccole e medie dimensioni che sono il tessuto industriale della regione. Quanti dipendenti avete qui e ne state cercando altri? Noi a Tendere dovremmo essere circa 120 dipendenti, oggi non ci siamo, ce ne mancano alcuni, abbiamo avuto un turnover abbastanza importante negli ultimi anni, sia dovuto ai pensionamenti, quindi quota 100 ci ha dato una mano anche in senso negativo perché bene per chi è riuscito ad andare in pensione, un po' meno bene per noi che abbiamo perso professionalità importanti. È difficile poi riuscire a trovare personale, un po' perché magari ce lo dobbiamo un po', sì, Rubare? sì, diciamo anche non solo tra concorrenti del settore, ma anche settori diversi e c'è anche, diciamo, oggi poca offerta, molto probabilmente. Ma facendo un giro in questo stabilimento, anche lei prima lo sottolineava, siamo in un luogo di lavoro molto multiculturale. Sì, 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 diciamo quello che le dicevo prima, il discorso del cambio del personale, che del turnover del personale ci ha portato ad aprirci, ma diciamo senza, anzi anche con grande soddisfazione, in più di qualche caso, anche a, diciamo, a situazioni etniche diverse. Noi abbiamo parecchi macedoni, che abbiamo una bella filiera di macedoni, abbiamo riaperto al personale femminile, perché eravamo arrivati a zero fino a 5-6 anni fa, adesso abbiamo riaperto un po' il personale femminile, abbiamo personale dell'Africa, cioè, diciamo, è un bel purpurì Si di parlano tante lingue. nazionalità, ma sai, è gente che è qui comunque da tanto tempo, gente che magari ha le origini straniere, però sono anche nati in Italia, voglio dire, o gente che è qui da 10-15 anni, poi, perché poi ovviamente anche per un discorso di sicurezza è fondamentale che l'italiano venga parlato e capito, cioè, questo è necessario. Da Susegana ampliamo un po' lo sguardo, il settore del packaging che momento sta vivendo? Ma il settore del packaging diciamo che negli ultimi anni sta vivendo un momento sicuramente da una parte positivo, c'è la guerra contro la plastica, quindi il cartone, la carta e il cartone, no? Gli imballi in cartone ondulato sono biodegradabili, rinnovabili per definizione, quindi diciamo che non abbiamo grande difficoltà a proporre questo. È chiaro che ci sono dei prodotti che sono insostituibili, è chiaro che sostituire la plastica in certe situazioni con il cartone è più costoso, quindi ci deve essere anche un mondo esterno di chi consuma o di chi ha necessità di questi imballi che deve cambiare un attimino l'approccio. Ci si sta andando, la sostenibilità oggi è un valore importante per tantissime aziende. È un momento in cui c'è stato comunque un rallentamento in generale. Voi avete risentito delle Anche guerre? noi, diciamo, come accennavamo prima, diciamo che nell'ultimo anno, anno e mezzo il Triveneto ha sofferto più di altre regioni d'Italia. Io ho la fortuna di vedendo, noi abbiamo stabilimenti un po' in tutte le regioni d'Italia, diciamo che il Triveneto l'anno scorso è stato quello che ha sofferto più di tutti
È anche un po' storica questa cosa, nel senso che io sono 24 anni che batti questo settore, voglio dire, lavoro per questa azienda in vari stabilimenti, e quando ci sono stati dei rallentamenti di mercato, il vendor è sempre stato il primo che rallentava più velocemente degli altri, e è stato anche sempre il primo però che recuperava quando il mercato riesplodeva. Questo perché la spiegazione che do io è che noi in Veneto abbiamo tante aziende, ma sono piccole e medie aziende, le grandi aziende sono molto poche, quindi questo porta ad avere mercati di sbocco relativi. Se adesso lei pensa a tantissime aziende che sono qui, esportano in Germania, l'anno scorso la Germania, si ricorda, era il primo paese che aveva dichiarato che erano in un PIL negativo. La Russia, il comparto del mobile nella zona che è tra Conegliano e Pordenone, è in grossa difficoltà perché la Russia era un grandissimo paese che importava il mobile italiano. Quindi diciamo che ad oggi la situazione non è certo di esplosione di volumi e di mercato, però oggettivamente il cartone serve, qualsiasi che produce qualcosa ha bisogno di cartone, di scatole, di imballi in cartone, e quindi insomma la positività c'è, Quindi il futuro è di cartone. il futuro di cartone sicuramente.